Crisi in Medio Oriente, con il passare dei giorni aumenta l'allarme nelle basi militari italiane considerate strategiche e cresce la preoccupazione a Istrana dopo l'attacco subito in Kuwait. Dolore a San Pietro di Feletto per la morte di un giovane di appena 24 anni, Emanuele Canzian, trovato senza vita a letto dalla mamma, il ragazzo stroncato da un arresto cardiaco. Svolta nella morte del 47enne di origini marocchine, titolare di una ditta di Loria, morto in un cantiere sotto il sole nel Bolognese, respinta l'archiviazione, il GIP chiede nuove indagini. L'ultimo caso a Villorba, ma quello degli asili irregolari o fantasma sembra diventato un fenomeno anche nella Marca, le strutture per l'infanzia sotto la lente dei carabinieri. Spray a peperoncino in via Zorzetto, gettato da alcuni ragazzini, apprensione per la storica fioraia Giuseppina Gottardo, volto della città, autori della bravata proprio dei giovanissimi. Vetro della pizzeria sfondato a calci, è accaduto a Vittorio Veneto, le impronte lasciate fanno pensare che i responsabili siano dei ragazzi per i titolari. Patto con i sindaci della sanità, così definito l'accordo programmatico in 10 punti siglato al Balbi tra il presidente del Veneto Stefani e i nuovi direttori delle aziende sanitarie, è fondamentale la vicinanza ai cittadini. Dopo Cortina continua il viaggio in Veneto della fiaccola paralimpica, simbolo di pace e inclusione, Belluno, Treviso, Venezia, e domani sarà la volta di Padova. Eccoci, ben trovati, siamo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla crisi in Medio Oriente declinata sotto molte sfaccettature in queste ore e anche per quanto riguarda i risvolti nel nostro territorio. Con il passare dei giorni aumenta naturalmente l'allarme nelle basi militari italiane considerate strategiche, cresce anche la preoccupazione a Istrana, sede del 51esimo stormo. Ad Istrana la tensione è alta, nella base vige il massimo riservo sulle operazioni. Nulla trapela, ma la preoccupazione con il passare delle ore e dei giorni aumenta, così come l'apprensione per i militari di stanza al 51esimo stormo, oltre una decina, che si trovano ad Ali al-Salem in Kuwait. Vivendo così vicini all'interno della comunità e con grande affetto anche verso i militari e le loro famiglie che sono perfettamente inseriti nel nostro territorio, un pensiero va a loro che sicuramente in queste ore stanno vivendo questi momenti di apprensione e mi sento di portare la vicinanza di tutti noi qui da Istrana a loro. Ma se il clima è caldo nelle basi militari, anche tra i cittadini serpeggia l'angoscia. Certo, anche le immagini che vediamo ci fanno pensare ed è chiaro che tutti si interrogano, questo è evidente anche dal punto di vista emotivo, molti chiedono ma ci sarà pericolo anche per noi, questo è inevitabile, però attendiamo l'evolvere della situazione. Le basi militari come Vicenza ed Aviano rimangono in massima allerta, così come Istrana, che sta seguendo l'evolversi della situazione ora dopo ora. La crisi del Medio Oriente è forse una delle peggiori degli ultimi tempi, a confermarlo il generale dei carabinieri Claudio D'Angelo, impiegato nel passato in diversi teatri di guerra, dall'Afghanistan all'Iraq fino al Libano. Sicuramente l'Iran è una realtà molto particolare e isolata in quel teatro, ma l'Iran, stavo dicendo, ha la possibilità di colpirci in diverse maniere, tramite il blocco del commercio, ridando fiato agli Houthi nello Yemen, colpendo direttamente tramite organizzazioni terroristiche che a lei fanno riferimento, quindi ha sicuramente la possibilità di colpire anche l'Europa, come ha già fatto perché ha colpito Cipro, che è Europa. Torna anche lo spettro del terrorismo internazionale. Sicuramente muoveranno le loro pedine. Poi ovviamente entra in gioco la capacità sia dei servizi italiani sia delle forze di polizia italiane di garantire il controllo del territorio e un buon servizio di prevenzione. Americani e israeliani continuano i bombardamenti, l'Iran risponde colpendo i paesi del Golfo Persico. I connazionali stanno tentando di rientrare in Italia non senza difficoltà. I militari in missione nei paesi a rischio rimangono nei bunker, un'attesa snervante che potrebbe non finire tanto presto. E tra i trevigiani bloccati in Medio Oriente da Dubai a Doha cresce l'esasperazione per l'assenza di comunicazioni ufficiali. Il supporto, bisogna dirlo, non c'è, è inesistente. Questi numeri della task force non sono attivi.
Noi è da giorni e giorni che proviamo a chiamarli, non ci risponde nessuno. Oppure ci risponde qualcuno chiedendoci 10 volte qual è il nostro codice della prenotazione. E noi con la speranza e con l'illusione di poter avere qualcuno che ci aiuta lo diamo e lo ridiamo e lo ridiamo. Però poi non arriva mai una risposta. Dopo lo shock prevale l'esasperazione tra i veneti che si trovano bloccati in Medio Oriente nei giorni del grande conflitto con l'Iran. Anna Chiara Sarto, giovane presidente della Onlus Castellana Protection for Kids, si trova ancora a Dubai, dove le comunicazioni ufficiali latitano mentre abbondano offerte inquietanti e last minute di dubbia provenienza. E a me sono arrivate diverse pagine, diversi messaggi in Instagram di persone che con compagnie private organizzano questi spostamenti indipendenti, però bisogna avere 1.800 euro cash e non ci sono tutte le rassicurazioni che dicono esserci. E quindi io sinceramente, giovane donna da sola, ma dove vado in mezzo al deserto con 1.800 euro cash? Delle scorse ore poi la mail partita dal dominio dell'ambasciata d'Italia in Qatar che riferisce ai connazionali di un servizio transfer rigorosamente privato e quindi a pagamento in bus da Doha a Riyadh in Arabia Saudita. Si danno indicazioni e numeri, facendo però intendere che la responsabilità resta in capo ai singoli individui, così come il reperimento di un visto. Il viaggio dura dalle 8 alle 10 ore nel deserto, senza scorta, con l'ambasciata che sembra garantire solo beni di prima necessità all'arrivo a Riyadh. Di una proposta folle parla il moglianese Nicola Cecchini, bloccato proprio a Doha da sabato con altri veneti, e questo mentre c'è chi specula e alza i prezzi. Le stesse compagnie aeree, prese d'assalto, rimbalzano. Abbiamo ricevuto delle risposte molto chiare, cioè non ci sono più alberghi, non ci sono più voucher per i pasti, quindi dovete arrangiarvi. Loro hanno detto che se tu non hai soldi puoi rimanere per la strada. Questa è una cosa molto forte e voglio dire, in una situazione di emergenza non si può trattare le persone così. Queste le persone direttamente coinvolte naturalmente in quello che sta capitando. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i trevigiani di quello che sta accadendo e dell'escalation in Medio Oriente. C'è preoccupazione. Ovviamente c'è preoccupazione, sì, sicuramente per l'impatto economico sull'energia elettrica, prima cosa, ma poi che si allarghi il conflitto o che arrivi molto vicino sicuramente, sì, non c'è da scherzare e soprattutto dispiace che ci siano dei silenzi da parte del governo. È chiaro che oggi abbiamo la presenza di una forza dominante che agisce un po' come un cowboy. Le modalità sono così di lasciarci, ci sentiamo soggetti alla regola della forza. Ha fatto bene Trump? Sicuramente Trump non ha fatto bene. La fine del diritto internazionale al momento sembra veramente finito. I rapporti dovrebbero essere regolati da norme civili, diciamo, non da atti aggressivi, unilaterali. Cosa la preoccupa? Per l'escalation che può avere, per le conseguenze economiche per il nostro paese già provato perché è difficile capire che futuro può avere l'Europa. Insegnavo storia una volta, anche guerre importanti come la prima sono scoppiate senza che ci fosse una chiara intenzione di cosa si andava a fare. Le parole di Mattarella sono di grande conforto, sì, che ci siano due visioni del mondo e che sia molto rischioso perché può diventare pericoloso. Il governo italiano come si sta muovendo? Cerca di barcamenarsi come può. Non mi permetto di criticare il governo, ma perlomeno aggiornarci sulla situazione, quello sarebbe auspicabile. La cronaca giudiziaria adesso, perché c'è una novità che riguarda la morte del 47enne di origini marocchine, lo ricorderete, deceduto sotto il sole in un cantiere del Bolognese a giugno dell'anno scorso. Il GIP ha chiesto di iscrivere nel registro degli indagati la ditta e il comune.
È stata respinta la richiesta di archiviazione della Procura di Bologna per la morte del 47enne di origine marocchina, titolare della ditta Veneto Pavimenti di Loria, deceduto il 30 giugno 2025, mentre lavorava nel cantiere di una scuola a San Lazzaro in provincia di Bologna. A fare ricorso i legali della famiglia della vittima, gli avvocati Paola Miotti e Alessandro Schillaci. Nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo sono stati iscritti i legali rappresentanti della ditta affidataria dell'appalto, il direttore dei lavori e l'amministrazione comunale in quanto committente. Disposti nuovi accertamenti. Che sono stati disposti nuovi accertamenti medico-legali appunto per vedere se le eventuali condizioni estreme che venissero rilevate possano aver favorito la causa della morte. Parteciperemo a quelle che sono le operazioni ulteriori di indagine che sono state predisposte, sia in relazione a quelle che sono appunto gli aspetti medico-legali della vicenda, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Quel giorno il 47enne e i suoi operai stavano effettuando il getto del calcestruzzo per i marciapiedi della scuola quando si è accasciato a terra. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per l'imprenditore. La procura aveva chiesto l'archiviazione basandosi sull'esito dell'autopsia che indicava come il decesso fosse imputabile ad un problema cardiaco, ma le verifiche dovranno stabilire se le alte temperature abbiano contribuito al tragico decesso. Non solo, ma da un controllo documentale sarebbe emerso che la ditta del 47enne non sarebbe stata mai autorizzata ad entrare nel cantiere. Dagli accessi che sono stati effettuati dallo Spisal in cantiere non risulta che la ditta del signor, della persona deceduta, fosse stata registrata o comunque fosse ricompresa nell'organigramma di coloro che possono accedere al cantiere, e quindi di fatto il signore non sarebbe potuto accedere al cantiere. La famiglia ora chiede di fare chiarezza su questa tragedia. E dolore e shock a San Pietro di Feletto per la morte di un ragazzo di appena 24 anni, Emanuele Canzian, questo è il suo nome. Il dolore della mamma che abbiamo raggiunto al telefono: mio figlio amava la vita, aveva tanti progetti per il futuro, ci ha detto. Stava programmando proprio recentemente il Cammino di Santiago. Anche questo era uno dei suoi progetti futuri. Aveva la vita in mano e voleva vivere la vita. Era un ragazzo con tanti sogni, Emanuele Canzian, e così lo vuole ricordare mamma Roberta, che per prima lo ha trovato senza vita in casa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Lo shock, l'angoscia, l'arrivo dei soccorsi, Emanuele che muore a soli 24 anni. Fino alle 6:30 di mattina era presente, perché ero entrata in camera e russava e quindi era presente. Poi io sono andata a lavorare, sono tornata a 12:30 e l'ho trovato così. Sono stata io a trovarlo, sì. Abbiamo provato a rianimarlo, ma non c'era niente da fare. I soccorsi sono arrivati immediati, ci guidavano col telefono sul massaggio cosa fare, però non c'è stato verso. Emanuele era a casa da qualche giorno, stava accusando un po' di ansia e stress, nulla però che facesse presagire un epilogo del genere, una morte così improvvisa. È un arresto cardiaco. Non abbiamo chiesto l'autopsia e loro hanno autorizzato a non fare l'autopsia perché era stato diagnosticato questo. Sconvolta l'intera comunità, Emanuele amava il calcio, la fotografia, i viaggi. Alla Amorim Cork di San Giacomo, dove lavorava da oltre 2 anni, è calato il gelo. Mio figlio era conosciuto perché era una brava persona, era un gentile, educato con tutti e si faceva distinguere proprio per questo. Non piangete, sarò l'angelo invisibile della famiglia, Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi. Il messaggio scritto nell'epigrafe, con i funerali fissati per sabato alle 9:30 in chiesa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Oltre a mamma Roberto, Emanuele lascia il papà Lorenzo, il fratello Adriano, nonni, tanti parenti e amici, un'intera comunità attonita. Ho tantissima gente attorno a me, proprio per come era Emanuele, per come l'avevamo educato noi, per come eravamo noi come famiglia. E davvero posso solo ringraziare tutte le persone che
che mi sono vicine in questo momento. Andiamo ai casi ora di asili irregolari o fantasma. Sembrano diventati di fatto un fenomeno anche nella Marca trevigiana. L'ultimo caso, lo sapete, a Villorba. Le strutture per l'infanzia sono sotto la lente dei carabinieri. Noi abbiamo comunque sempre a cuore l'incolumità e anche il benessere dei bambini e delle persone appunto che vengono affidate a queste strutture. Però tutto questo deve avvenire chiaramente nell'ambito di un perimetro legale. Perimetro legale che più volte in questi mesi è venuto meno, come raccontano i tanti casi di asili e strutture per l'infanzia chiusi o sospesi nella Marca trevigiana, paese Caonada, Vittorio Veneto, l'asilo nel bosco di Monfumo, così era stato ribattezzato nel dicembre scorso, da ultimo Villorba, con un nido trovato senza autorizzazioni, praticamente fantasma per le autorità competenti, e proprio questo è il punto. Sono previste delle autorizzazioni, in questo caso delle autorizzazioni regionali e una regolamentazione sanitaria, in più ci sono dei dipendenti che devono essere formati per tutto quanto. Noi non abbiamo alcun dubbio che i minori vengano trattati bene in queste strutture, non è questo il compito nostro, il nostro compito è verificare che queste strutture lavorino e svolgano il loro servizio secondo delle regole che sono fissate e ben chiare. Di certo il fenomeno degli asili abusivi o comunque irregolari sembra diffuso, anche qui per tutta una serie di ragioni potrebbe aver influito la stagione del Covid. Dopo la pandemia c'è stato un riposizionamento e quindi questo ha necessità di essere regolamentato e controllato. I controlli proseguono a tappeto? Assolutamente, non a tappeto, ma ripeto, rientra nella strategia dei controlli fatti dal nucleo antistificazione sanità. Torniamo nel capoluogo adesso, spray al peperoncino in via Zorzetto gettato da alcuni ragazzini, apprensione per la storica fioraia Giuseppina Gottardo, volto della città. Quanto siamo date il cambio io e mio collega, mi ha detto guarda che stanno tossendo e praticamente tutti gli occhi rossi, che lacrime, ne butta l'acqua. Io ho portato l'acqua, l'ho buttato praticamente dove c'è lo spray di questo che hanno buttato ai ragazzini. Torna così sul pomeriggio concitato vissuto in via Zorzetto Fatima, barista tra le prime a intervenire in soccorso di Giuseppina Gottardo, per tutti Pina, la signora dei fiori di Treviso. La cronaca è quella di una bravata che poteva però avere conseguenze ben peggiori, vista soprattutto l'età della fioraia, 86 anni, da 60 presenza storica della città. Sono le 2 del pomeriggio infatti quando un gruppetto di ragazzini butta a terra una bottiglietta di spray urticante e poi si dà alla fuga. La sostanza si propaga presto nell'aria che si fa così irrespirabile. Che lei è asmatica e comunque non riusciva a fermare dei tossiri. Fatima dà alla signora Pina un bicchiere di latte, ma fastidio agli occhi e irritazione vengono accusati anche da altri passanti. Sul posto arrivano poi i sanitari del SUEM 118 e pure i carabinieri. Chi conosce Pina dice che la donna è rimasta molto scossa e che per qualche giorno rimarrà a casa, proprio lei che non è mai mancata in decenni di attività. Secondo me sono ragazzi, perché che l'ha visti ha detto che sono ragazzi minorenni. Ragazzi minorenni che hanno fatto quindi 2 maschi e una femmina, loro una che hanno un altro impegno che non ha questa violenza, che hanno altre sport e altre cose, impegni, che non fare cose che non devono fare. A Vittorio Veneto invece vetro di una pizzeria da sport sfondato a calci, le impronte lasciate, ci hanno detto i titolari, fanno pensare che i responsabili possano essere dei giovanissimi. Con diversi calci hanno rotto il vetro della porta e alla fine poi fortunatamente non sono riusciti a entrare perché probabilmente hanno visto qualcosa di strano fuori o comunque non sono riusciti a entrare. È stato un vicino ad avvertire i titolari della pizzeria da sport La Tarantella di Vittorio Veneto di quanto successo nella notte tra lunedì e martedì. Il vetro della porta d'ingresso sfondato a colpi di calci. Il o i responsabili hanno lasciato anche dei segni che fanno pensare possa trattarsi di giovanissimi. Le impronte delle pedate vicino alle porte innanzitutto erano delle scarpe piccole,
piccole 25-26 centimetri, e poi erano quelle scarpe basse senza tacco che sai di uso lo usano i giovani. Le pedate erano di una sola scarpa. Non è la prima volta che qui succede un episodio simile. La prima volta hanno dato a calci vicino al maniglione, il signore sopra ha sentito il rumore, si è affacciato e in due sono scappati via. Anche stavolta probabilmente sono stati disturbati, non riuscendo a portare a termine il loro piano, ma lasciando dietro di sé danni pesantissimi, oltre 1.500 euro. La gente è esasperata, ammette Vanacore. Un ladruncolo di questo, che ha fatto uno scasso senza neanche un attrezzo, lo arrestano, ma dopo 2 ore sta già a casa, e quello è il problema. Questa spaccata arriva a Vittorio Veneto dopo mesi che non succedeva nulla in città. Mi dispiace molto per i titolari, dice la sindaca Bagliana, che rassicura cittadini e commercianti sull'attenzione posta dall'amministrazione sul fronte sicurezza. Siamo molto attenti a tutto quello che succede in città, siamo continuamente in contatto con le forze dell'ordine, io e il comandante ci sentiamo spesso e cerchiamo di monitorare tutto quello che succede in città. Voltiamo pagina, andiamo alla sanità, perché oggi a Venezia, a Palazzo Balbi, c'è stato l'incontro tra il presidente del Veneto Alberto Stefani e i nuovi direttori generali delle ULSS territoriali. L'abbiamo chiamato patto con i sindaci della salute e della sanità. 10 punti programmatici, quelli contenuti nel patto con i nuovi direttori e direttrici delle aziende sanitarie del Veneto ridefiniti sindaci della sanità. A Palazzo Balbi dunque la firma con tutti i neoeletti ed elette per siglare formalmente l'impegno che li aspetterà nei prossimi anni di dirigenza. Dalla promozione e il rafforzamento della telemedicina, dal rapporto tra ospedale e territorio agli ospedali di comunità, senza tralasciare l'attenzione all'umanizzazione delle cure, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'avviamento di progetti di divulgazione per i cittadini e l'attenzione alla conciliazione vita-lavoro per il personale sanitario. Parla di sfida che integra diversi livelli e che guarda la complessità degli obiettivi il presidente Stefani, tenendo conto di un 11° importante punto, la vicinanza alle persone. Voglio che siano figure in mezzo alla gente, che ascoltino i cittadini, che sappiano anche dialogare con ciascuno di loro. È importante che i nuovi direttori generali siano in mezzo ai cittadini. Questo è il punto, diciamo, principale che poi spiega tutto il resto. Nessuna priorità, perché i 10 punti rappresentano 10 emergenze attuali e definiscono la nuova agenda programmatica della sanità regionale. Dobbiamo reingegnerizzare, come mi piace dire, il sistema sanitario regionale, in cui abbiamo una cintura di prossimità che è rappresentato dalle case di comunità, dagli ospedali di comunità che devono essere quella sorta di polmone nel momento in cui il paziente viene dimesso dall'ospedale per acuti e deve essere, come dire, riabilitato prima di essere consegnato a domicilio. L'ospedale come hub per i pazienti acuti, un sistema di comunità mediche dove poter gestire le cronicità e le degenze a lungo termine implementando l'assistenza domiciliare, concentrare nei centri di alta specializzazione le innovazioni degli strumenti. Dove la tecnologia deve essere concentrata in centri che hanno alto volume di attività, perché l'alto volume di attività vuol dire migliori outcome in termini di risultato delle cure sia chirurgiche che mediche, ma soprattutto questo permette poi di riuscire a dare sostenibilità al sistema. Un altro problema da affrontare è la mancanza di personale. Da un lato l'obiettivo è quello di investire sul welfare e sugli stipendi, dall'altro creare opportunità per i giovani specializzandi. Con questo bilancio destiniamo 4,5 milioni di euro al raddoppio dell'entità delle borse di specialità per i medici di medicina generale. Oggi, da quando approveremo il bilancio, loro guadagneranno tanto quanto gli altri specializzandi. E allora andiamo a sentire il nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Giancarlo Bizzarri, che ha accolto con grande motivazione gli spunti del presidente della regione Stefani. Ha fatto sua la definizione per i nuovi DG, l'avete sentita, di sindaci della sanità, e punta al coinvolgimento attivo dei cittadini. Essere stati nominati sindaci della salute per me vorrà declinarlo, io lo vorrò declinare con un coinvolgimento attivo dei dipendenti ma anche dei cittadini, dei dipendenti attraverso i momenti di ascolto interno e verso i cittadini con dei momenti di ascolto che vorrei organizzare con i sindaci, perché la rete territoriale è importante. Ritengo che anche la costruzione delle case della comunità, ma soprattutto il loro funzionamento, debba avvenire con il coinvolgimento dei cittadini. Coinvolgimento
coinvolgimento non vuol dire solo spiegare che cosa sono, ma vuol dire coinvolgerli per far sì che i percorsi dei cittadini vadano nelle direzioni giuste e facciano sì che non si debbano rivolgere ai pronti soccorsi, ma in prima battuta alla casa della comunità, che è il luogo nel quale in poco tempo possono avere le giuste cure. La macchina ospedaliera deve essere sempre più efficace ed efficiente, ma è normale che va gestita nella logica della continuità ospedale-territorio, cioè dobbiamo utilizzare i grandi ospedali perché facciano gli ospedali per gli acuti e che poi invece il territorio si prenda carico perché la casa deve diventare il primo luogo di cura, e se vogliamo che sia davvero il primo luogo di cura dobbiamo assolutamente coinvolgere i cittadini. Il colloquio con i cittadini non ci deve spaventare, anzi è un momento di crescita perché ci mette in evidenza delle criticità che possiamo risolvere, che dobbiamo risolvere, ma nello stesso tempo abbiamo l'opportunità di dialogare con i cittadini per spiegare loro qual è, in funzione del bisogno di salute, il percorso più coerente. Ricordiamoci che in un momento in cui le risorse scarseggiano, l'appropriatezza diventa la modalità con la quale conseguire i risultati, però per essere appropriati i percorsi dei cittadini glieli dobbiamo spiegare e dobbiamo coinvolgerli per costruirli con loro. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Siamo al passaggio della fiamma paralimpica accolta in città. Il simbolo dei giochi prosegue ora verso Venezia, è proseguito verso Venezia, poi Padova e Verona naturalmente per la cerimonia inaugurale. La fiamma paralimpica attraversa Treviso e accende coscienze e speranze, unisce generazioni e storie e racconta in modo silenzioso chi ogni giorno affronta ostacoli invisibili e li trasforma in traguardi. Nel 2020 un incidente in mountain bike lascia Lorenzo sulla sedia a rotelle e sotto gli occhi lucidi della mamma racconta della forza che ci è voluta per risollevarsi. Quindi essere tutti insieme a celebrare, non lo so, appunto lo sport, a celebrare l'amicizia e la condivisione, è un po' un modo per raccontare a tutti e anche dimostrarlo a noi stessi che riuscendo a mantenere una grande resilienza nella propria vita si può superare qualsiasi momento difficile. Quello che emoziona di più è quello di essere riusciti tramite lo sport a riprendere in mano la nostra vita. Lo sport è sicuramente importantissimo, quello paralimpico è ancora poco conosciuto, l'unica visibilità che abbiamo è quella delle Paralimpiadi, che siano invernali o estive. Si potrebbe fare ancora molto, ma è dura, c'è molto da fare. E poco importa se il pubblico non era quello delle grandi occasioni, quello che i tedofori hanno suscitato va oltre la semplice sfilata. Tra le mani non solo una fiamma, ma l'orgoglio di una comunità intera che non si arrende. Dopo l'avvio davanti al CONI, i tedofori hanno sfilato davanti a Porta Santi 40 per poi entrare in città ed arrivare in Piazza dei Signori, dove li aspettava il palco delle autorità. Qui negli ultimi metri anche Martina Caironi, icona del paralimpismo azzurro, ad accompagnare Remo Breda, presidente dell'Unione Italiana Ciechi Treviso e pioniere dello sport paralimpico da oltre 30 anni. Però questa è un'emozione un po' particolare perché appunto si fa una volta nella vita e penso che crescerà col tempo l'emozione, quando c'è la gente per le strade, quando ti riconoscono, e quindi penso che aumenterà sicuramente. Penso che sia il coronamento anche giusto di una vita dedicata allo sport e al mondo paralimpico. Dignità e coraggio, forza e determinazione, inclusione e diritti, un lavoro durissimo che l'arciere Paolo Tonon ha ricordato anche per chi la medaglia non la prende. C'è tanto lavoro anche per chi non arriva a medaglia, perché purtroppo uno vince, però ci sono veramente tanti sacrifici, tanti sforzi e soprattutto per chi non va a medaglia va sempre un pensiero perché dietro c'è tanto lavoro. E infine un invito per tutti arriva dal sindaco che celebra una città più inclusiva e accogliente grazie anche al Disability Manager. Io ho invitato tutti ovviamente a seguire, a tifare i nostri atleti, ma ho invitato tutti a conoscere anche quelle realtà cittadine e provinciali che fanno dello sport paraolimpico il loro motivo di vita quotidiano, dove ci danno la possibilità all'insegna dello sport di conoscere anche dei grandi insegnamenti per la vita.
E poi però c'è stato il fronte viabilità oggi pomeriggio a Treviso, perché quelli che non sapevano del passaggio della fiaccola olimpica sono rimasti bloccati nel traffico, e la MOM ha in un comunicato piuttosto duro del pomeriggio segnalato disagi a causa della manifestazione. Tutti i servizi urbani ed extraurbani, si legge, hanno subito gravi ripercussioni a causa della forte congestione del traffico. Nonostante fossero state comunicate le necessarie variazioni di percorso, ci sono state anche cancellazioni di corse per eccesso di ritardo. MOM si scusa con i clienti per i disagi arrecati causati da una situazione, scrive, di carattere emergenziale. Sarà conferita a Maria Rosaria Nevola la civica benemerenza Riflettore Donna 2026 della città di Treviso, cerimonia che si terrà alle 10:30 di sabato questo all'Auditorium Santa Caterina, alla presenza delle autorità dell'amministrazione comunale. Nevola è stata riconosciuta dalla consulta femminile della Commissione Pari Opportunità per la sua promozione naturalmente della cultura nel territorio. Particolarmente significativa l'attività legata al premio nazionale Goffredo Parise per il reportage. E venerdì 6 aprile invece alle 20:20 su Antenna 3 andrà in onda il cortometraggio The Game, realizzato dai ragazzi che hanno partecipato l'estate scorsa al camp cinematografico Cinelab. Saltellando sulla sedia sta il banco, col quaderno, con la penna e la matita. Ecco alcuni spezzoni del cortometraggio The Game, realizzato dai ragazzi che la scorsa estate hanno preso parte al camp estivo Cinelab, organizzato da Restera Produzioni. Un camp cinematografico unico nel suo genere, a cui hanno partecipato studenti tra gli 11 e i 15 anni che hanno scoperto il dietro le quinte della realizzazione di una pellicola, diventando a loro volta protagonisti. Facendoli divertire, li trasportiamo in quello che è il mondo della recitazione. Quindi attraverso il gioco, attraverso esercitazioni, possono imparare a recitare davanti alla telecamera, e poi soprattutto gli insegniamo a creare un vero e proprio prodotto audiovisivo. Loro creano il soggetto, insieme abbiamo scritto la sceneggiatura, quindi anche lì c'è tutto un mondo tecnico da scoprire. Dopodiché, ovviamente, alcune nozioni di regia, e sono andati poi sul set. Il risultato di queste 2 settimane di lavoro è stata proprio la produzione del cortometraggio The Game. È la vicenda divertente di ragazzi che fanno parte di una classe con tutte le loro diversità che troviamo normalmente all'interno di una classe. Si ritroveranno a dover insieme risolvere un mistero. Un mistero che coinvolge loro, le insegnanti e tutta la scuola. Quale sarà poi il messaggio che hanno voluto proprio i ragazzi? Cioè quello della forza del gruppo. E ora i ragazzi saranno protagonisti anche su Antenna 3. Il loro cortometraggio infatti verrà mandato in onda sulla nostra emittente venerdì 6 marzo alle 20:20, in replica poi il 7 marzo alle 20:50, domenica 8 alle 13:35 e il 9 marzo alle 23. Un successo quello di Cinelab, che verrà replicato anche questa estate dal 6 al 17 luglio. Saranno 2 settimane nel mese di luglio per l'edizione Cinelab 2026. Ci sarà poi, dopo ovviamente la produzione di questo cortometraggio, una proiezione pubblica. E ora noi andiamo alle notizie dal Bellunese. Subito la cronaca con l'incendio nella notte a Venas di Valle di Cadore, distrutto un tabbià, è stato necessario evacuare una palazzina. Mancava poco alle 3 sono stata avvisata dai vigili del fuoco di un incendio a Venas, nella frazione di Valle di Cadore, e in una zona, insomma in una parte del paese dove le strade sono strette, le case sono molto ravvicinate. È il racconto della sindaca di Valle di Cadore, Marianna Ofer, svegliata nel cuore della notte per l'incendio che a Venas ha completamente distrutto un tabbià adibito a ricovero attrezzi e reso al momento inagibile l'immobile adiacente composto da 4 appartamenti. L'allarme è scattato all'1:40 e ha mobilitato 31 unità operative dei vigili del fuoco di Belluno e Pieve di Cadore, oltre ai volontari dei distaccamenti di Valle, Calabria
Dalzo e Borca di Cadore. Giunta sul posto, le operazioni di spegnimento erano assolutamente e fortunatamente già in corso, erano riusciti a salvare tutte le case vicino e anche parte dell'immobile abitato, anche se poi si è proceduto a far evacuare le persone che vi abitano dentro per fare i controlli successivi in giornata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma gli occupanti degli appartamenti sono stati fatti uscire e ora si cerca di capire se qualcuno ad accertamenti completati potrà rientrare a casa oppure no. C'è stata una solidarietà di tutto il vicinato perché alle 3 di mattina era un po' impossibile allocarli in qualche appartamento, poiché il Comune di Valle non dispone di appartamenti se non rivolgersi al mercato o eventuali hotel. Adesso stiamo appunto aspettando le relazioni da parte dei vigili del fuoco per capire come procedere, anche perché abbiamo 2 nuclei familiari dove sono coinvolti anche minori. Nella notte hanno lavorato anche i carabinieri, il personale del SUEN 118 e i tecnici dell'ente gestore dell'energia elettrica per la disattivazione delle linee. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco, che sta effettuando i necessari accertamenti tecnici. A Venas le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la giornata. E controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, 19 le persone deferite e 3 le attività sospese per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nei comuni di Feltre, Sedico e Longarone. Si tratta di un esercizio di ortofrutta, una bar e una struttura ricettiva. Particolare attenzione è rivolta ai cantieri in cui sono state riscontrate ipotesi di distacco illecito di manodopera tra imprese operanti a Cortina d'Ampezzo. L'attività ispettiva ha interessato molti comuni, tra cui anche Alpago, Arsie, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi e Cenceniga Gordino. I settori maggiormente interessati: edilizia, pubblici esercizi, commercio e servizi. L'ammontare complessivo delle ammende e delle sanzioni supera i 190.000 euro. Andiamo alla cerimonia ufficiale delle Paralimpiadi che sarà venerdì sera in Arena a Verona. Ieri c'è stata una tappa importante e sentita dove si svolgerà la maggior parte delle gare paralimpiche e parliamo naturalmente di Cortina d'Ampezzo. L'esperienza olimpica è stata fantastica perché a Cortina d'Ampezzo, ma in generale nel bellunese, si è vissuto veramente il clima olimpico, con una presenza anche di quelli che io chiamo i turisti olimpici, che sono una categoria di turisti sportivi internazionali completamente diversa da quella che normalmente frequenta Cortina d'Ampezzo. Paralimpiadi, la fiamma è arrivata a Cortina, era stata accesa ufficialmente il 24 febbraio scorso a Mandeville, nel Regno Unito, luogo simbolo e culla del movimento paralimpico. Poi la fiamma è arrivata a Cortina dalle 5 città che hanno ospitato il Flame Festival: Torino, Milano, Bolzano, Trento e Trieste. Siamo molto impegnati per le Paralimpiadi. Le Paralimpiadi sono un vero banco di prova perché non si può sbagliare nulla e non si deve sbagliare nulla. Paralimpiadi che saranno molto più cortinesi di quanto lo siano state le Olimpiadi, dove peraltro l'immagine di Cortina è stata nettamente prevalente su quella di Milano. In ogni caso ne è scaturito un sentimento di partecipazione espresso anche da chi della comunità cura le anime. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare persone che venivano da tutti e 5 i continenti e questo ci ha fatto un piacere, ha arricchito la popolazione, ha dato la possibilità di scambi culturali. Adesso avremo un'altra lezione di vita, avremo a che fare con persone che hanno alcune forme di disabilità, ma queste non gli impediscono di vivere bene. La vita è per tutti noi un po' una corsa ad ostacoli, ma con un po' di allenamento e con un po' di impegno si superano anche gli ostacoli e le Paralimpiadi penso che ci insegneranno questo. E Belluno ha accolto naturalmente a sua volta la fiamma paralimpica in transito. Doveva essere spettacolo, è stato nel cuore di una Belluno vestita d'aria insolitamente primaverile. Il viaggio coinvolgente e gioioso della fiamma paralimpica ha toccato il capoluogo dopo aver attraversato le Dolomiti bellunesi. Visibilmente commosso il sindaco Oscar De Pellegrin, plurimedagliato atleta paralimpico per 6 edizioni. Io ho avuto l'onore qui nel 2006 portando la fiamma a Belluno proprio sull'ultimo stadio, quella di Torino. E poi la più grande emozione è stata a Londra, l'edizione 2012,
che ero disegnato portabandiera per tutto il movimento paralimpico, e queste sono cose che non si dimenticano nella vita. Ma oggi essere qui insieme a tanti giovani che sono venuti insieme alle loro insegnanti e alle loro scuole per toccare con mano i valori della fiamma paralimpica, per me è un grandissimo onore. In piazza il calore della fiamma e i suoi valori, mai come oggi simbolo di pace e di inclusione. Tutto l'opposto di quello che sta succedendo nel mondo, purtroppo. Speriamo che sia un bel segnale, insomma, per tutti. Nonostante l'orario e la giornata feriale, davanti a Porta Dante, ai lati dell'Easton, numerose persone. Io personalmente ho avuto modo di vivere anche l'esperienza di Torino 2006 come volontaria, e quindi il fatto che Belluno possa accogliere di nuovo questo grandissimo evento è sicuramente un momento fondamentale per trasmettere anche a questi ragazzi i valori connessi allo sport soprattutto. Io faccio parte come servizio civile di un'associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, e secondo me lo sport può rappresentare un po' una rinascita e comunque una speranza per le persone con disabilità. La trovo molto più importante. Dispiace solo che, essendo una giornata lavorativa, non c'è tantissima gente, però insomma chi c'è penso abbia capito il valore di questo momento. Per l'evento grande mobilitazione della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, chiamate all'ultimo miglio dell'Olimpiade, che ha richiesto un impegno straordinario. Non soltanto dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche dell'orgoglio nazionale, dei risultati sportivi ottenuti, e, se mi consentite, anche l'orgoglio per gli atleti dall'Arba, che hanno conquistato 9 medaglie sulle 22 conquistate dal nostro paese. Tedofora, nella sua città d'adozione, Elisa Calcamuggi, collega e oggi responsabile del marketing della fondazione DMO, in prima linea alle Paralimpiadi di Vancouver 2010. Ed è veramente straordinario seguire questi ragazzi, perché hanno un modo di vivere la loro disabilità disarmante, cioè accadono cose imprevedibili, vai con loro a ballare in discoteca perché loro ballano sulla sedia a rotelle, non è un problema, oppure se hanno un arto artificiale te lo danno un attimo in mano mentre finiscono di fare una cosa, e quindi siamo noi che non abbiamo disabilità che rimaniamo un attimo sorpresi, invece loro vanno oltre. Era l'ultimo servizio. A me, prima di salutarvi, non rimane che ricordarvi l'appuntamento dalle 21 con il nuovo talk del mercoledì di Antenna 3. Parliamo di agricoltura di sera. Eccolo qua, il programma dedicato al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, condotto dal nostro Lucio Zanato. Tanti i temi, tanti gli ospiti anche questa sera. Non perdetevi dalle 21 l'appuntamento con il dibattito, i servizi, i contributi e le immagini che vedrete anche stasera nella puntata pensata dal nostro Lucio Zanato dedicata all'agricoltura. È tutto per questa edizione. A me non rimane dunque che salutarvi e ringraziarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata. Arrivederci.